Osservato tutte queste richieste e allora vediamo di procedere all'esame del dottore Croce. Consenti di essere ripreso? No. La responsabilità giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegna a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Senza riprendere il test, prego. Dia le generalità. Luigi Croce, nato a Messina 10 gennaio 1938. Pubblico Ministero procede all'esame. Lei ha rappresentato l'ufficio del pubblico ministero nella fase di appello nel cosiddetto maxi processo? Sì, assieme al collega Vittorio Di Quo. Lei sa se nei mesi di luglio e di agosto del 1989 si posero dei problemi concernenti la scarcerazione di imputati detenuti per decorrenza dei termini di custodia cautelare? Sì, se posso fare una brevissima premessa, se mi consentite. La decorrenza dei termini di custodia cautelare è stato un problema che nell'ambito del maxi processo abbiamo avuto dal primo giorno, perché ci siamo posti il problema di evitare che potessero essere scarcerati gli imputati del maxi processo. E per questo è stata una rincorsa continua per evitare questa sciagura che sarebbe stata la scarcerazione. Ricordo che, con riferimento alla domanda, che nel mese di giugno o luglio dell'89 il Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente per una tranche del processo Pizza Connection e mandò a noi, per competenza, mandò alla Corte d'Assise di Palermo 5 imputati con una marea di carte. Purtroppo, per causa delle ferie di agosto, queste carte non arrivavano. E allora ci siamo enormemente preoccupati che questo ritardo nella trasmissione delle carte avrebbe determinato senz'altro un ritardo nei programmi che ci eravamo dati ai fini della requisitoria, discussione, eccetera. Ed ecco quindi che già nel mese di agosto, ricordo io e la Di Quo, più volte sollecitammo anche pubblicamente nel corso delle udienze il Tribunale e la Corte perché sollecitasse gli uffici giudiziari romani a trasmettere queste carte. Carte che credo arrivarono poi o fine agosto o primi di settembre. Quindi mi scusi, sollecitò nel mese di agosto o nel mese di luglio? Io ricordo che dovette essere forse nel mese di agosto, i primi di agosto. Va bene. Continui, prego. E allora nel periodo quindi di agosto in particolare eravamo particolarmente interessati a questo problema. Io ricordo perfettamente, perché fra l'altro ho controllato le mie carte, che ci fu un brevissimo periodo di ferie, che andò dal 12 al 22 di agosto. Al rientro delle ferie, assieme al collega Di Quo, pensammo di informare il procuratore generale del problema. E quando al rientro delle ferie? Il rientro delle ferie, le ferie furono il 22, finito il 23 siamo rientrati in servizio. E quindi lo stesso giorno, qualche giorno dopo, quando? Lo stesso giorno siamo rientrati dalle ferie, Okay. Con certezza matematica. Abbiamo prospettato al procuratore generale questo problema. Il procuratore generale era? Il dottor Paino, Vincenzo Paino. Paino sentì i nostri problemi, ci chiese cosa proponevamo e noi avevamo detto che secondo noi la soluzione possibile per evitare la scarcerazione era quella di vedere se fosse possibile ottenere un provvedimento legislativo che prorogasse i termini. Mi scusi un attimo, il problema qual era? Quello che rappresentaste a Paino? Era questo che riguardava la trasmissione degli atti di Roma o in generale il problema, ecco, chiariamo, della scarcerazione? Il ritardo della trasmissione degli atti di Roma e il pericolo che si potesse arrivare alla scarcerazione di un grosso gruppo di imputati del maxi processo. In relazione a questo ritardo o in relazione al fatto che si prevedeva già una prosecuzione del dibattimento oltre il termine di scarcerazione? No, il programma del dibattimento era già fissato e noi con il programma che avevamo certamente saremmo riusciti a finire il processo in termini regolari. Il problema si poneva con questo ulteriore ritardo che non sapevamo quanto tempo sarebbe durato e fin quando poteva consentirci di tirare quel processo. E quando si prevedeva la scarcerazione degli imputati per... Se non ricordo male era fino a novembre, se non ricordo male, dell'89, novembre, dicembre, non di particolare non me lo ricordo. Vado avanti. Quindi mi stava dicendo, appena rientrato dalle ferie, siamo andati da Paino e abbiamo prospettato il problema a Paino. Paino ci disse, noi indicammo a Paino la necessità, se era possibile, di ottenere un provvedimento legislativo. Paino in quella sede non ci disse nulla, ci disse va bene, vedremo. Passarono 2 o 3 giorni e Paino ci chiamò e ci disse siete in grado di predispormi un articolato di decreto legge che consenta la proroga dei termini?
E ricordo anche il particolare, ci disse assieme all'articolato preparatemi anche una relazione per giustificare questo articolato. Con la Liquo ci siamo messi, abbiamo impiegato 2 o 3 giorni e abbiamo consegnato a Paino questo articolato con la relazione. La mattina stessa in cui l'abbiamo consegnato, questo lo ricordo perfettamente, Paino predispose una lettera di 2 o 3 righe e dispose che questo articolato, con la lettera eccetera, partisse per indirizzare all'ambasciatore Cavalchini. All'ambasciatore Cavalchini. Ho chiesto io a Paino, ricordo in particolare perché ho chiesto a Paino chi fosse l'ambasciatore Cavalchini, e Paino mi disse è il segretario generale, se non ricordo male, o il capo della segreteria di Palazzo Chigi. Chiuso l'argomento. Quindi il Presidente del Consiglio? Sì, il Presidente del Consiglio. Quindi mi scusi, quest'articolato, questa bozza fu trasmessa per posta, via fax? Come fu fatta per fax, fu fatto un fax immediatamente. Per fax. Lei ha prodotto successivamente poi questa documentazione, l'ha portata con sé? Ce l'ho qua, sì. Ecco, se... Noi abbiamo chiesto al Tribunale l'acquisizione... La dia al pubblico ministero, se il pubblico ministero la fa vedere... L'abbiamo già prodotta, Allora, si tratta di un documento di cui abbiamo chiesto l'acquisizione, sia il fax di trasmissione, sia l'articolato, sia la bozza. Ora non ricordo se la difesa ha dato il consenso. Quindi è già... Secondo me è già acquisito perché la difesa ha dato il consenso. Quindi è già agli atti. Esatto. E questa... Sì, d'accordo. Se il Presidente del Tribunale vuole constatare che si tratta dello stesso documento che è stato acquisito. Ecco. Che il teste ha prodotto successivamente con una missiva. Sì. Del 29 agosto. Il Tribunale ha l'originale dove l'ha dato Sì, ma del 29 non l'abbiamo trovato. Come? Sarà in cancelleria. Non capisco E questo... Mi scusi, in questa... Non c'erano queste No, cose? queste non fanno parte del fatto, Vabbè. sono messo là. Dio. Senta, qui in questa relazione io a un certo punto leggo il presente decreto intende ovviare con l'urgenza che recenti episodi hanno dimostrato, eccetera, eccetera. Quindi qui è come se parlasse il legislatore direttamente, quindi non è una relazione, diciamo, dell'ufficio della Procura Generale sui problemi, ma una relazione illustrativa. L'interpretazione del pubblico ministero non la comprendo, faccia la domanda. Allora, mi sembrava scontato. Perché è scritto il presente decreto intende ovviare, visto che è un atto della Procura Generale? Prego. Non è atto di procura generale, tanto che lo stesso fax che Paino ha fatto, non ha fatto neanche protocollato, è un atto, direi quasi privato, che Paino fa a qualcuno a cui si è rivolto e che gli ha chiesto la bozza del decreto, come relazione al decreto, cioè è come un atto legislativo che è fatto da un ufficio legislativo che fa anche la relazione. E in questi termini è fatta la relazione, non è fatta dalla procura generale, perché non è che abbiamo firmato un atto. Quindi, in sostanza, se ho ben capito, voi in quel caso avete scritto una relazione come se questa relazione fosse una relazione dell'ufficio legislativo del Ministero. Esatto. E avete anche, diciamo, articolato gli articoli di legge che eventualmente dovevano essere oggetto di questo decreto legge. Abbiamo fatto 2 alternative. Sì. Una prima che è di aggiunzione al testo unico che riguardava soltanto i reati di codice 70 bis, 80 da C, reati di mafia, e un'altra in generale che modifica il 4º comma in generale, come modifica legislativa che riguarda tutte le ipotesi di reato a prescindere dai fatti di mafia o di criminalità organizzata o no. Erano 2 provvedimenti alternative, infatti c'è scritto qua, ipotesi alternative o si preferisca provvedimento generalizzato. Vorrei ritornare un attimo indietro. Dunque, lei è il dottor Aliquo tornata dalle ferie.
mi pare di avere sentito che tornate dalle ferie il 22 agosto. il 22 agosto. E lo stesso giorno andate a parlare da Compaino? Sì, sì. Ecco, Dica sì o no? Sì. quindi il 22 agosto andate a parlare. Il 22 finiscono le ferie, il 23 noi rientriamo in servizio, il 23 andiamo a parlare con Compaino, cioè con certezza matematica. Ecco, se può esattamente dirci che cosa lei Aliquò diceste a Paino. Abbiamo capito il concetto, se può essere più analitico nella rappresentazione che voi faceste a Paino del Il problema. discorso che abbiamo fatto a Paino è quello che ho detto poc'anzi. Abbiamo detto, si verifica la situazione che Roma si dichiara incompetente su 5 imputati del maxi processo, c'era Antonino Roto o c'erano altri soggetti. Questi atti non sono ancora arrivati. Non sappiamo quanto tempo perderemo. Noi abbiamo già la requisitoria scritta, la requisitoria da fare già scritta. Dovremo modificare tutto il lavoro. Dovremo fare una serie di atti ulteriori, quindi si perderà un sacco di tempo e temiamo che questa lungaggine determini la possibilità che slitti il processo oltre i termini di custodia cautelare. Questo è il problema che abbiamo fatto. E abbiamo detto allora, possiamo tentare di vedere se un provvedimento legislativo ci consente di superare questo ostacolo che ci è posto da questo problema? Paino sulle prime non ci disse niente, disse va bene, ne parleremo. E ci ha licenziati. Si è posto dopo un paio di giorni, quando Paino ci chiamò, la necessità di predisporre questo articolato. Ecco, Paino vi disse con chi aveva parlato? No. E cosa vi disse esattamente? Scrivete? Siete in grado, testuale, siete in grado di prepararmi un articolato sul prolungamento dei termini di custodia cautelare? E ci aggiunse, fatemi anche assieme la relazione. E vi spiegò perché? Vi spiegò perché? In relazione alla discussione che avevamo avuto 2 o 3 giorni prima. No, vi disse preparatemi questo perché io ho parlato e quindi aspettano questo provvedimento. L'ha detto poco fa, con chi doveva fare. Aspettano questo provvedimento. Quindi voi preparaste questo articolato che fu spedito il 29 agosto. Vorrei tornare un attimo indietro. Nel mese di agosto, di luglio, in relazione a questo problema a cui ha accennato, la trasmissione degli atti di Roma, lei chiese anche, rappresentò anche al Presidente della Corte di Assise di Appello l'eventualità di interessare il Ministero per l'inizio di un'azione disciplinare? Sì. Vuole raccontare questo frammento? Ho detto, come dicevo poc'anzi, noi più volte anche in udienza abbiamo sollecitato il Presidente della Corte di intervenire presso il Ministero della Giustizia perché questi atti, benedetti atti romani, arrivassero il più presto possibile a Palermo. E di fronte al ritardo abbiamo posto anche al Presidente l'eventualità che lui sollecitasse il Ministero a iniziare un'attività ispettiva o di disciplinare nei confronti del responsabile del mancato invio di questi atti, perché sapevamo che gli impiegati del Tribunale di Roma che dovevano provvedere a queste incombente erano tutti in ferie e tranquillamente stavano al mare. Ecco, io vorrei entrare un po' nel dettaglio, vorrei capire se si poneva un problema di carattere generale in relazione proprio a un computo matematico della decorrenza dei termini di custodia cautelare per numerosi imputati che andavano a scadere a una certa data e se all'interno di questo problema generale poi si posa un problema più specifico relativo alla trasmissione di questi atti da Roma. Vorrei che lei chiarisse questo punto. Il problema generale, ho detto, c'è sempre stato, perché noi abbiamo sempre corso contro i termini di custodia cautelare, perché volevamo che non scadessero. Quindi il problema generale c'è sempre stato dal primo giorno iniziale il processo. Questo problema si è aggravato e rischiava di incancrenirsi nel momento in cui gli uffici romani avessero ritardato 2, 3, 4 mesi ancora nell'invio degli atti, perché a quel punto arrivato il processo sarebbe saltato sicuramente, cioè le detenzioni sarebbero saltate sicuramente. Vorrei capire una cosa, anche se gli atti di Roma fossero stati trasmessi in tempo, comunque i termini... Ipotesi no. Mi faccia fare una domanda così si capisce che non è un'ipotesi. I termini di custodia cautelare comunque quando scadevano? Ecco, non è un'ipotesi. Potrei sbagliarmi, dicevo poco fa novembre, ma potrei anche sbagliarmi. Potrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere novembre o giù di lì. Ecco, ciò posto, visto che voi avete... Scusa, tanto è vero. Io ho la copia in fotocopia del decreto originale. Ricordo in particolare che il Presidente Cossiga firmò questo decreto mentre si trovava ad Algeri.
per l'urgenza che il decreto aveva per evitare la scarcerazione. Ho capito. Senta, quindi a prescindere dalla trasmissione o meno di questi atti da Roma, comunque i termini di custodia cautelare sarebbero scaduti a novembre Sì, sì. del 1989, questo è chiaro, esatto? Sì, sì. Quindi tenuto conto di questo, che i termini di custodia cautelare comunque sarebbero scaduti a novembre, esisteva, a prescindere dalla trasmissione degli atti da Roma, comunque, dico, un problema del pericolo della scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini? Certo che esisteva. Quindi, a prescindere anche da... Certo. Quindi, Certo. diciamo, quel decreto si rendeva necessario anche a prescindere dal problema della trasmissione degli atti da Roma. Certo. Quanti E erano? poi comunque avrebbe fatto sempre comodo a noi che ci fosse un termine più lungo per poter più tranquillamente discutere la causa e decidere la sentenza, quindi serviva comunque un prolungamento. Di questo problema di cui stiamo parlando, della scadenza dei termini, della trasmissione degli atti a Roma, si discusse anche in pubblica udienza? Sì. Si posa questo problema? Io credo di aver allegato, ed è allegato al mio verbale, c'è un articolo di Repubblica fatto alcuni giorni, nel mese di primi di agosto, prima di andare in ferie, in cui si è discusso di questo problema. E poi se ne discuteva sempre, perché ne abbiamo sempre parlato, e con i componenti della Corte, e con gli avvocati, è un argomento, ripeto, all'ordine del giorno che si faceva sempre, su questo problema di far presto per evitare... Ma con gli avvocati degli imputati o con gli avvocati delle parti civili? Con tutti gli avvocati, perché era un problema che si poneva continuamente, perché abbiamo parlato con tutti. E gli avvocati degli imputati avevano interesse... Gli avvocati, io parlo di argomento di discussione, non parlo ecco. di argomento di dibattito processuale. Ho capito, come Argomento tema, di discussione, come tema di discussione. problematico. Come tema di diciamo. discussione. Quanti erano gli imputati dei quali si prevedeva l'eventuale scarcerazione? Posso sbagliare, ma ricordo che dovevano essere intorno a 30-35 persone. Onorevole, dia le generalità. Giorgio Lamalfa, nato a Milano il 13 ottobre 1939, residente a Roma. Pubblico Ministero procede all'esame. Lei ha rivestito la carica di segretario politico del Partito Repubblicano Italiano? Sì, l'ho rivestita e la rivesto tuttora. L'ha rivestita? E la rivesto tuttora. Ecco, da quando l'ha rivestita? Dal settembre del 1987 fino al febbraio del 93, data nella quale mi sono dimesso, poi sono stato rieletto segretario nel dicembre del 93, diciamo gennaio del 94 fino ad oggi. Quindi nel 1989 lei era segretario politico del Partito Repubblicano Italiano. Segretario politico del Partito Repubblicano. Sempre nell'anno 1989 lei era parlamentare? Parlamentare, sì, certamente. Del collegio di Torino Novara Vercelli. Deputato o senatore? Deputato. Dal 23 luglio 89 al 29 marzo 91 per gli affari correnti fino all'11 aprile 91 fu in carica un governo che era presieduto dall'onorevole Andreotti. Io le chiedo, il Partito Repubblicano Italiano faceva parte della maggioranza che sosteneva questo governo e aveva suoi ministri in questo governo? Sì, noi eravamo parte della maggioranza, avevamo 3 ministri nel governo, il ministro dell'Industria, l'onorevole Adolfo Battaglia, il ministro delle Poste e Telecomunicazioni, l'onorevole Oscar Mammì, non si sente, e il ministro per le riforme istituzionali e le regioni, allora dottor Antonio Maccanico, poi senatore Maccanico. Vi erano anche dei sottosegretari? Sì, adesso non le saprei dire. Susanna Agnelli? Susanna Agnelli. De Carolis? Stelio De Carolis. Francesco Nucara? Francesco Nucara. Nucara. Lei nella veste di segretario politico del Partito Repubblicano Italiano era anche direttore politico del quotidiano La Voce Repubblicana? Esattamente. Esiste una connessione tra queste due cariche, cioè segretario del politico del Partito Repubblicano e direttore politico della Voce Repubblicana? Non necessariamente, non statutariamente, ma era stata questa la situazione
negli anni della segreteria di mio padre, poi negli anni della segreteria di Giovanni Spadolini. È una tradizione, non un obbligo statutario, ma una tradizione che il segretario politico sia direttore politico del giornale del partito, per assicurare la connessione, siccome il giornale è l'organo del partito, per assicurare una connessione fra le cose scritte dal giornale e la linea politica del partito, si tende a unire queste due posizioni. E il suo compito quale direttore politico del giornale qual era? Cioè? Esattamente, diciamo, in parte di scriverlo, diciamo così, in parte di scrivere le note politiche e in parte sostanzialmente di seguire l'esposizione della linea politica, quindi venivano sottoposti al direttore politico, poi c'è un direttore responsabile, gli articoli rilevanti ai fini della posizione politica del partito. Lei ha detto che la Voce Repubblicana era l'organo del Partito Repubblicano Italiano. Il concetto è chiaro, se lo può esplicare ancora di più cosa significa essere l'organo del Partito Repubblicano Italiano? Era un giornale di informazione come gli altri o si differenziava da altri quotidiani di informazione come la Repubblica, la Stampa e il Corriere della Sera? No, non è un giornale, i giornali di partito non sono giornali di informazione, sono giornali, diciamo, di tendenza, come possiamo dire, cioè servono in parte come veicolo di comunicazione fra il partito e i suoi membri sulle attività del partito, ma soprattutto costituiscono uno degli strumenti attraverso il quale il partito esprime le proprie valutazioni sui correnti avvenimenti correnti del Paese e cerca di influire sull'evoluzione della situazione politica e governativa. Ecco, questo. Senta, la Voce Repubblicana usciva di mattina o di pomeriggio? La Voce Repubblicana usciva ed esce, diciamo, adesso è sospesa ma sta per riprendere la pubblicazione, esce a metà del pomeriggio, cioè viene stampata fra le 3 e le 4 del pomeriggio, esce a metà del pomeriggio e porta la data, per questo motivo, del giorno in cui esce e del giorno dopo. Del giorno in cui esce e del giorno dopo, cioè uscendo alle 6 del pomeriggio ha la data del lunedì e del martedì o del martedì e del mercoledì. Senta, c'è un motivo per cui esce di pomeriggio invece che di mattina? Risparmio dei costi, nel senso che Ho capito, no, va bene. la tipografia e tutto questo, e poi essendo un giornale non di informazione ma di orientamento, può essere molto utile far arrivare ai giornali di informazione dell'indomani le posizioni per tempo, cioè molto spesso il giornale veniva e viene usato per precisare oggi la posizione che poi verrà riferita all'indomani, e poi veniva letto e viene letto negli ambienti del governo, quindi era utile spesso anticipare al pomeriggio una posizione in maniera da influenzare se ci sono decisioni da prendere e così via. Ho capito. Lei mi pare che ha accennato in questo contesto discorsivo comunicare agli altri giornali, ha detto? Sì. Ecco, vuole esplicare questo concetto? Cioè i giornali politici riferiscono le posizioni emerse nel dibattito politico nel corso della giornata precedente. Un uomo politico ha diversi modi per influenzare per rendere note le sue posizioni. Uno è fare una dichiarazione alle agenzie giornalistiche o un comunicato, una deliberazione del partito. Un modo che si usa è anche quello, quando c'è un giornale di partito, di scrivere un editoriale, per esempio, nel quale si dica questo è l'orientamento del partito. Il giornale serve ad articolare meglio, a spiegare meglio le posizioni che altrimenti verrebbero sintetizzate in poche righe. Io posso dire sul caso Öcalan, io penso che si debba fare questo o quest'altro. Avendo un articolo di fondo posso spiegare i precedenti, le ragioni e così via, e spiegare meglio le posizioni del partito. Questi articoli, gli articoli più rilevanti, venivano poi trasmessi alle principali agenzie nazionali per l'ancianza? L'ancianza e mandati anche alle redazioni dei grandi giornali di informazione direttamente, sì. Gli articoli più importanti venivano pubblicati in prima pagina o richiamati in prima pagina? Questo certamente.
Lei ricorda se all'inizio dell'agosto del 1989 si pose a livello politico il problema della scarcerazione di imputati di mafia per decorrenza dei termini di custodia cautelare? Sì, se non ricordo male c'erano due questioni, forse il primo maxi processo e sicuramente un processo torinese che riguardava dei mafiosi catanesi, 50 o 52 mafiosi, insomma un numero di imputati catanesi a Torino che sembrava si avviassero alla scarcerazione per decorrenza dei termini. Questo mi sembra fosse il problema. Questo fu l'inizio. E lei assunse cognizione di questo problema dalla stampa, da altre fonti? Lei ha detto che era deputato a Torino, se non mi sbaglio. È possibile che l'allarme fosse particolarmente forte a Torino, però mi sembra che ci fosse anche un allarme nazionale in relazione al maxi processo. Direi che la stampa nazionale ne parlava. Il suo partito prese posizione su questo problema? Sì, ci sono degli articoli della Voce Repubblicana su questo, diversi articoli della Voce Repubblicana all'inizio dell'agosto del 1989, sostenendo la tesi che bisognasse estendere i termini della carcerazione preventiva. Cioè allungarli? Allungarli, certo. Allungarli. Lei ricorda qualcuno di questi articoli a cui ha fatto riferimento? Beh, ce n'è uno mi sembra che fosse nei giorni 8 e 9 di agosto, in cui naturalmente ho riguardato in questi giorni le pagine di quel, pensando che potesse essere questo un argomento di interesse di questa testimonianza. C'è un articolo della Voce Repubblicana dell'8-9 agosto nel quale si sostiene con forza la tesi che bisogna garantire la permanenza in carcere di persone sotto processo pericolose e così via. Sì. Lei ricorda se in questo articolo si faceva riferimento anche al processo di Palermo? Forse vedo che lei intanto le chiedo se è questo l'articolo a cui fa riferimento. Ufficio da atto che viene mostrato al testo e copia della Voce Repubblicana di mercoledì 9 agosto 1989. Esattamente. Sì, L'articolo è quello che è richiamato in prima pagina col titolo Una beffa ai danni dello Stato. Esattamente, sì. E poi è quello intitolato Criminali liberi, una beffa per lo Stato, i termini della custodia preventiva? Esattamente. Esattamente. In questo articolo si fa riferimento, qua io leggo una situazione analoga, parla di Torino, a cui ho accennato prima, poi dice una situazione analoga rischia di verificarsi a Palermo, dove la Corte di Assise di Appello ha richiesto con urgenza la trasmissione di alcuni atti al Tribunale romano. Anche qui un ritardo potrebbe compromettere i tempi di svolgimento del maxi processo e comportare così la libertà per alcuni imputati eccellenti. Questo? Esattamente. Quindi questo è il modo in cui il Partito Repubblicano esternò quella che era la linea politica del partito? Sì, non credo ci sia stato... Ci sono stati altri articoli? Altri articoli sicuramente nel seguito, quando ci fu un decreto legge del governo che andò all'esame mi pare del Senato e poi della Camera, ci furono altre prese di posizioni, in particolare il responsabile giustizia del partito, il senatore Covi, difese la versione più severa di questo testo. Insomma, seguivamo la materia con molta attenzione e molta continuità. Certamente questa era la posizione del partito. Non credo vi sia stata una delibera vera e propria della direzione nazionale, però questi articoli non firmati sono particolarmente indicativi di una linea. Noi avevamo e abbiamo l'abitudine di usare gli articoli non firmati come espressione di una posizione politica ufficiale, mentre se lo stesso segretario firma un articolo vuol dire che si tratta di una presa di posizione
volta più ad aprire una discussione che non ad affermare una posizione già presa. Quindi il carattere di anonimità di questi articoli dimostra che si tratta della posizione politica già presa, non di una posizione in discussione. Senta, gli altri articoli a cui ha fatto riferimento sono gli articoli che lei ha prodotto quando è stato sentito il 23 ottobre del 1998. Senta, un articolo è quello del 31 agosto 89 dal titolo Scarcerazioni discusse, processi, emergenze e garanzie, in cui si parla del processo di Palermo. In questo articolo si dice: il ministro Vassalli ha già sollevato il problema dinanzi al Parlamento esponendo una serie di dati oggettivi estremamente preoccupanti. Lei ricorda questo precedente di Vassalli? Le faccio questa domanda unitamente a quest'altro articolo dell'11 settembre 89 in cui si parla di questo decreto che doveva essere discusso proprio quel pomeriggio. Dice: il 73% della scarcerazione per decorrenza dei termini si registrano nella fase di appello, poi ci sono altri dati, e si parla anche di questo allarme che era stato lanciato da Vassalli. Ricorda qualche cosa di questo precedente, cioè di questa uscita di Vassalli sul problema generale della scarcerazione per decorrenza dei termini con queste percentuali così alte nella fase di appello? Ma guardi, io ricordo che l'episodio in sé colpì molto perché si trattava del primo grande processo di mafia e perché si trattava anche di un grande processo, numeroso processo catanese, diciamo torinese, di imputati catanesi. Quindi c'era un allarme molto diffuso nell'opinione pubblica, c'era il senso di... E c'era stata una presa di posizione, di cui si parla in questo articolo dell'8, di Vassalli, di un allarme lanciato autorevolmente dal Ministro di Grazia e Giustizia. Quindi in questi articoli noi chiedevamo... Questo è l'articolo dell'8? Stiamo parlando dell'articolo dell'8, si dice a un certo punto... il problema della carcerazione preventiva è all'attenzione del governo, è un problema importante che noi abbiamo sottolineato, su cui ha lanciato autorevolmente un allarme il Ministro di Grazia e Giustizia. Ho capito. Allora l'allungamento dei termini di custodia preventiva potrebbe rappresentare la soluzione, cioè incoraggiavamo il governo a fare un decreto che poi fu fatto. E quale fu poi, quando si discusse questo decreto, la posizione che presero i parlamentari del Partito Repubblicano? Di pieno sostegno, diciamo, alla versione più rigida di questa manovra, essendo convinti. Ci fu una discussione, ho riguardato gli atti, ci furono degli emendamenti attenuativi, la posizione che noi prendemmo fu tra le più severe, diciamo. Senta, in questo articolo dell'11 settembre 89, alla fine, si fa riferimento anche alla posizione che aveva preso l'onorevole Luigi Preti. Lei se la ricorda? Non oltre quello che ho riletto lì. Immagino che... Va bene, allora se non se la ricordo, vabbè. Scusi. Siamo quindi nell'89. Lei ricorda sul fronte del problema della mafia se in quell'anno avvenne qualche fatto rilevante a livello nazionale, a parte il maxi processo, no? Lei ricorda per esempio l'attentato di Falcone alla Daura? Sì, certamente. Cosa ricorda? Certamente l'attentato di Falcone alla Daura fu certamente un episodio sconvolgente dal punto di vista... l'impressione insomma, che il magistrato più impegnato fosse... Stiamo parlando del livello politico parlamentare, esatto. Sì. Oltretutto per le modalità di quell'attentato, nel momento in cui vi era un magistrato svizzero, diede l'impressione di diede un'impressione un po' sconcertante, in un certo senso, di una particolare capacità della mafia di arrivare dovunque, ma anche di non avere la sorpresa che non fosse arrivata a completare l'attentato. Quindi c'era qualche cosa di contraddittorio in quella vicenda, ma mi ricordo che rimanemmo tutti molto colpiti. Senta,
Pubblico Ministero, limitiamoci alla circostanza dedotta nella richiesta di esame. Questo non faceva parte della domanda sulla Daura, eccetera. La domanda era solo questa, sull'articolo, eccetera. Quindi limitiamoci a questo. Abbiamo detto che lei è stato sentito il 23 agosto del 98. Io le chiedo se successivamente a questa sua assunzione a sommare informazioni lei è stato contattato personalmente o tramite terze persone o per lettera o in altro modo dal senatore Andreotti in ordine alla sua testimonianza. Dopo che la notizia è stata resa nota dalle agenzie, io ho ricevuto cortesemente dal senatore Andreotti copia della sua memoria difensiva. Devo confessare di non aver avuto il tempo di leggerla, peraltro. Cioè, mi scusi, dopo che lei è stato sentito da me il 23 agosto 98, Andreotti le ha mandato una copia della sua memoria difensiva? 23 Scusi, 23 ottobre 98. Dopo il 23 ottobre 98 Andreotti le ha mandato la sua memoria difensiva? Nei giorni adesso non saprei dirlo, direi tra la data del 23 ottobre e quella di oggi, qualche giorno fa ho ricevuto la memoria difensiva del senatore Andreotti, il quale dice: so che andrà a Palermo, ti mando la mia memoria difensiva. Credo in che questa sia lettera, io non l'ho letto. In questa lettera cosa c'era scritto, mi scusi? Più o meno quello che le ho detto. Se le posso chiedere uno sforzo di memoria per ricordare esattamente cosa c'era scritto in questa lettera? Se è rilevante? Sì, io lo ritengo rilevante, visto che il testimone è stato contattato dall'imputato prima che venisse sentito. Beh, diciamo che è stata... cosa memoria, e c'è quindi la lettera di accompagnamento. Ecco, se può fare uno sforzo di memoria per ricordare esattamente che cosa c'era scritto. C'era, se il Presidente lo ritiene, faccio uno sforzo di... se lo ritiene... C'era scritto: so che ho appreso che sarai sentito come testimone nel processo di Palermo e ti mando la mia memoria. Poi c'era un accenno ai suoi rapporti di amicizia con mio padre. In che senso c'era un accenno? Scusi. C'era un accenno, nel senso di dire: ricordo che la lunga amicizia che ho avuto con tuo padre, cioè, e scusi, poi con cordiali saluti. Mi può inserire questa frase: ricordo l'amicizia con tuo padre, nel contesto della lettera? Cioè, mi rendo conto che le sto chiedendo uno sforzo di memoria. La lettera, immagino, inizia... Le ho detto quello che c'era scritto, ma non sempre nello scrivere degli uomini politici c'è una consecuzione, c'era giusto a poste, c'era questa, e poi diceva: questo processo è molto lungo, è molto pesante, e poi mi mandava i cordiali saluti. Cioè, c'era un accenno. D'altra parte il senatore Andreotti ha avuto una lunga consuetudine anche con buona parte del mondo politico, incluso mio padre, quindi c'era un accenno di questo genere e non so come spiegarlo. Ho capito. Lei ha risposto a questa lettera? No, non ho ritenuto di rispondere, pensavo di aver risposto dopo aver letto questa memoria, ma non ho avuto il tempo di leggerla e in un certo senso, dovendo testimoniare, ho preferito non conoscere quasi nulla di questa vicenda. Nessun'altra domanda. Preti Luigi, nato a Ferrara il 23 ottobre 1914, residente a Bologna. Il Pubblico Ministero può procedere all'esame. Onorevole Preti, può esporre sinteticamente al Tribunale qual è stata la sua carriera politica dall'inizio e quale cariche pubbliche ha eventualmente ricoperto? Io sono stato eletto deputato alla Costituente perché ero allora il segretario, il capo della Federazione di Ferrara, poi quando... Di quale partito? Ovviamente il Partito Socialista, lo stavo dicendo. Poi quando
Saragat fece la scissione nel gennaio del 41, del 71, io aderì assieme a lui al movimento socialdemocratico e fui per moltissimi anni membro del governo. Poi nell'87 non mi presentai più, anche un po' per l'età, ma soprattutto perché il Partito Socialdemocratico ormai dava poco possibilità di essere eletto ad uno che come me era stato eletto 10 volte in Parlamento. E lei a quel punto divenne presidente del Partito Socialdemocratico Italiano? Sì, sono stato presidente del Partito Socialdemocratico. Quindi nell'87 era presidente del Partito Socialdemocratico Italiano? Sì. Lei è stato ministro? Sì, tanti anni, l'ho detto prima. Per esempio quali ministeri? Sono stato ministro delle finanze, ministro dei trasporti, ministro del commercio estero, eccetera, eccetera. Quindi è stato più volte ministro. Onorevole, le faccio una domanda che riguarda degli avvenimenti che si collocano nell'agosto del 1989. Anzi, mi scusi, poco fa ho fatto una domanda con riferimento al 1987. Lei nel 1987 ha detto era presidente del Partito Socialdemocratico. Le chiedo, nel 1989 era presidente del Partito Socialdemocratico? Sì. Ecco, siamo quindi nell'agosto del 1989. L'8 agosto del 1989 c'è un comunicato ANSA, che io le offro in lettura così mi può seguire contemporaneamente mentre glielo leggo, di cui le do lettura. Ma guardi, io farei fatica a leggerlo. Vabbè, glielo leggo io. Sì, ma... Allora, comunicato ANSA 8 agosto 89 dal titolo Carcerazione preventiva Preti PSD, riporta quanto segue, testualmente, virgolette, il presidente del... Ad osservare, sarebbe opportuno fare domande prima di leggere i comunicati. La mia domanda è se è suo questo comunicato o se è di terzi, e quindi glielo devo leggere. Se l'ha fatto lui personalmente o se l'hanno fatto terze persone per conto suo. Si ricorda di aver fatto un comunicato, qualcosa? No, l'ho fatto io personalissimamente. Che cosa? Presidente, c'è un verbale, la difesa lo sa, e su questo comunicato ANSA Preti ha già risposto. Domandiamo prima. Allora, lei si... Se già ha fatto della domanda, se già ha risposto, quindi faccia la E domanda. allora, lei ricorda il contenuto testuale di questo comunicato ANSA dell'8 agosto 1989? Sì, lo ricordo. Che cosa dice in questo comunicato lei? In sostanza dicevo che non si poteva andare avanti in questo modo, che bisognava cambiare la legge. Quale perché... legge? Quale legge? Come? Quale legge bisognava cambiare? Non capisco. Quale legge bisognava cambiare? È quella che, stavo dicendo, scusi, è quella che permetteva di uscire dal carcere quando purtroppo scadevano i termini. A mio parere, almeno in situazioni particolari, i termini dovevano essere molto superiori. E lei... Niente. Aspetti, non sentono niente, ma perché? Veda di provare qualche... Proviamo l'altro microfono. Quello del pubblico ministero si sente? Ma quello che abbiamo detto finora... Mi scusi, quello che allora abbiamo detto finora è venuto registrato o no? L'ultima domanda, pubblico ministero. Allora, mi scusi, c'è stato un problema di registrazione. Le rifaccio la domanda, perché il registratore si è improvvisamente interrotto. Le chiedo, lei ricorda
il contenuto testuale di questo suo comunicato ANSA dell'8 agosto 1989? Si può ripetere per cortesia? Sì, quello che- ricordo il contenuto, l'ho già detto adesso qual Sì. era il contenuto in sostanza. Ecco, se lo può ripetere perché il registratore si è interrotto improvvisamente, quindi non ha registrato. Io in sostanza, qui non riesco a leggere perché ci vedo poco e sono piuttosto anziano, in sostanza riferendomi ai processi di mafia e non solo poi a quelli di mafia, dicevo che il termine era troppo basso, troppo piccolo, dite come volete, e che bisognava dare termini maggiori perché se no dei criminali incalliti per decorso dei termini finivano per uscire dal carcere e commettere magari altri delitti. Questa è la Quindi, sostanza. decorso dei termini di custodia cautelare. Come? Decorso dei termini di custodia cautelare. Qui quando lei ha detto termini ci riferiamo al decorso dei termini di custodia, di carcerazione Sì, preventiva. certo. Ora lei ricorda se in questo comunicato ANSA invitò espressamente Andreotti a fare presentare subito dal Ministro di Grazia e Giustizia un urgente disegno di legge proprio per allungare i termini di custodia cautelare? Ma credo di sì. Le do lettura del testo del comunicato ANSA. Ora glielo leggo testualmente. Il Presidente del Consiglio nazionale del Partito Socialdemocratico Italiano, Luigi Preti, ha chiesto che il Presidente del Consiglio inviti il Ministro della Giustizia a presentare un disegno di legge urgente per allungare i termini della carcerazione preventiva e a decidere il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il ministro Vassalli, ha dichiarato Preti, dopo che un gran numero di criminali, in particolar modo di mafiosi, sono usciti dal carcere per decorrenza dei termini, chiede che i termini stessi vengano allungati. Ha ragione, ma purtroppo contro l'opinione dei socialdemocratici fu il Parlamento vari anni fa ad abbreviare la carcerazione preventiva sulla base dei principi astratti. Invitiamo Andreotti, ha aggiunto l'esponente del Partito Socialdemocratico Italiano, a far presentare subito dal Ministro un urgente disegno di legge. Lo esortiamo altresì a decidere il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che produrrebbe altri disastri, perché in politica si deve tener conto della realtà effettuale, non di astrazione. La lotta alla mafia va combattuta molto più fermamente rispetto ad oggi e se non si approvano nuove norme assai più rigorose lo Stato continuerà a perdere, il governo Andreotti non si consoliderà. Quindi l'ha dettato lei personalmente questo? Sempre. Ecco. Io Quindi, non ho mai fatto scrivere agli altri. perfetto, quindi conferma, onorevole, conferma il contenuto Confermo testuale. completamente. Senta, e siamo all'8 agosto del 1989. Il 10 agosto lei scrive una lettera ad Andreotti di cui le do lettura. Intanto lei ricorda di aver scritto questa lettera ad Andreotti? Certamente. Va bene. Vuole dire lei che cosa scrisse in questa lettera? Poi io eventualmente le do lettura. Ma in sostanza io insistevo con Andreotti affinché si operasse nella direzione che io chiedevo scrissi questa lettera ad Andreotti perché, a parte che io buoni rapporti con lui, perché non ero matematicamente sicuro che avesse letto la mia dichiarazione all'ANSA, dato che ce ne sono tante di dichiarazioni che si fanno, e non ero nemmeno certo che avesse letto un articolo che io avevo scritto su questa materia sul quotidiano del Partito Socialdemocratico che si chiamava L'Umanità. Ecco, quindi se ho capito bene, lei fa questa lettera perché non è sicuro che Andreotti legga quel comunicato ANSA, allora per essere sicuro gli manda questa lettera personale in cui ribadisce sostanzialmente quello che aveva detto nel comunicato ANSA.
Ecco, le leggo alcuni passi di questa lettera. Lei dice: non credo però che senza nuove leggi particolari e senza concessione di poteri ampi a chi vuole agire sul serio si possano ottenere risultati positivi. Purtroppo in Italia la lotta alla mafia e alla camorra è ostacolata anche da troppi legulei, di cui Carnevale è il più fulgido esempio. Poi c'è un altro passo, quello che mi interessa, le leggo. Se il nuovo codice entrerà in vigore sarà un disastro completo per la lotta alla criminalità. Già oggi sarebbe necessario allungare di molto la detenzione preventiva, ma i disastri derivanti dal nuovo codice, che è pura astrazione, peggiorerebbero molto la situazione. La mafia si impadronirebbe dell'Italia. Ecco, io le chiedo perché lei in questa lettera che riguarda l'argomento di cui stiamo parlando fa riferimento al giudice Carnevale. Faccio riferimento Al giudice Carnevale. Perché? Come mai? Io facevo riferimento al giudice Carnevale perché io del giudice Carnevale ho sempre avuto un'opinione non positiva, cioè era un leguleo, uno di quelli che trovano sempre qualche piccola cosina credo per che possa esprimere dimostrare opinioni. che Dovrebbe dire L'ha scritto nella lettera, cioè non non è era un'opinione. scritto, restano opinioni. Comunque, i giudizi però non ho mica mai detto che quello fosse in malafede, quello non lo posso dire. Certamente era un uomo che secondo me non faceva bene il suo mestiere, perché non si va a Evitiamo cercare il le giudizio. piccolissime cose. Abbiamo capito comunque. Non può dare giudizi. Non può dare giudizi. Ma Lei- me l'ha chiesto. Sì, lo so, ma non è Siccome me ammissibile. l'ha chiesto, Non è ammissibile. se no non avrei detto niente. Se deve raccontare qualche fatto Io rispondo a risposta. su cui si fonda il giudizio. Senta, lei poco fa ha fatto riferimento anche a un articolo che ha fatto riferimento poco fa nella sua risposta anche a un suo articolo che aveva pubblicato sul quotidiano del Partito Socialdemocratico, L'Umanità. Sì? Esatto. Ecco, io ho qui questo articolo che è del 5 agosto del 1989, le chiedo se è questo, è scritto in corsivo piccolo, se glielo posso leggerle. Il titolo è: Luigi Preti inizia il governo Andreotti, non si propone di realizzare grandiosi programmi, e poi a un certo punto, per la parte che ci interessa, perché affronta anche problemi di carattere economico, quanto alla lotta, le sto leggendo il testo del suo articolo. Quanto alla lotta contro la mafia, questa finora è stata condotta troppo debolmente. È stata condotta troppo debolmente. Sì. Tutti sanno chi sono i mafiosi che girano disinvoltamente in Sicilia e in Calabria senza che nessuno li arresti e che talvolta si avvantaggiano anche delle decisioni ultralegittimiste della Cassazione. Oggi la mafia in certe regioni è nettamente più forte dello Stato e taluni giudici osteggiano Falcone, nonché quei parlamentari che si divertono ad attaccare Sica, in pratica indeboliscono lo Stato a favore della mafia. Poi lei dice: la linea dura, che non si è mai avuto il coraggio in passato di adottare, è vincente, come la liberazione di Berardinelli dimostra. E poi continua. Intanto le chiedo se riconosce, glielo faccio vedere, questo articolo come quello a cui ha fatto riferimento. Sì, ma è il mio articolo, certo. Sì, ma questo è il Nel mio caso articolo. chiedo al Tribunale che venga. È il mio articolo. Perfetto. E se io dicevo che la lotta contro la mafia è stata condotta troppo debolmente, come era mia convinzione, pensavo che avrebbero dovuto impegnarsi di più i ministri degli interni di prima e di dopo. Questa era la mia opinione ed è ancora la mia opinione. Ho capito. Senta, lei fa riferimento in questo articolo, cioè, si è dimostrato come la linea dura e vincente, e parla della liberazione di Belardinelli. Belardinelli era un industriale che era stato sequestrato proprio in quei giorni. Lei cosa ricorda di questa vicenda di Belardinelli? Ma guardi, direi di ricordare poco, quindi non ho l'abitudine di far finta di ricordare cose che ricordo troppo poco. Va bene. Senta, siamo nell'agosto del 1989, lei, come abbiamo visto nei comunicati ANSA e poi in quest'articolo,
scrive che la mafia in certe regioni è più forte dello Stato. Lei cosa ricorda di fatti di mafia, di avvenimenti che si verificarono nel 1989? Cioè che cosa la indusse, ecco, cosa la indusse a prendere questa posizione pubblica in quel momento? Erano accaduti dei fatti, degli avvenimenti che la indussero a scrivere il comunicato ANSA e poi la lettera Andreotti? Cosa ricorda? Ma guardi, io Andreotti ovviamente non c'entra, dicevo che la mafia era più forte dello Stato non in riferimento a quel piccolo breve momento, ma in riferimento ad alcuni decenni che si riferiscono al nostro paese, ed è inutile che io ricordi questo o quello, sono cose che tutti sanno, basta leggere i giornali del tempo. Le faccio una domanda più specifica, lei ricorda se quell'anno, nel 1989, lei ricorda se quell'anno, nel 1989, vi fu un attentato al giudice Falcone all'Addaura? Sì. Se lo ricorda? Sì, ricordo. Lei ricorda se quell'anno vi fu il caso, vado per sintesi, che fu chiamato il Corvo, cioè delle lettere anonime contro Falcone e contro De Gennaro a proposito del caso Contorno? Mi pare di ricordare, sì. L'attentato a Falcone lo ricordo perfettamente. Senta, in questa sua presa di posizione pubblica vi erano anche, dal suo punto di vista di uomo politico, di presidente di un partito, anche preoccupazioni per l'immagine internazionale dell'Italia? Preoccupazioni per l'immagine internazionale dell'Italia? Sicuramente, altro che anche oggi ritengo che certi eventi... Parli di allora. Parliamo di allora. La domanda non è per oggi. Chiedo scusa, per l'amor di Dio. Io non riferisco opinioni. No, la motivazione Comunque, che lo spinge. Ritenevo, dirò come ritengo, così lui non mi può dire nulla, ritenevo come ritengo che certi eventi della mafia, nonché della camorra, basta pensare agli ultimi giorni, facessero in modo che all'estero, in Europa, si avesse un'opinione non del tutto positiva, dico eufemisticamente, non del tutto positiva del nostro paese, dell'Italia. Ho capito. Senta, nel 1989 il Partito Socialdemocratico faceva parte della compagine di governo? Sì, certo. Io però nel 97 mi ero presentato e facevo il presidente, non ero più ministro. Senta, l'11 agosto del 1989 c'è un altro comunicato ANSA. Intanto io le chiedo se lei si ricorda di avere fatto quest'altro comunicato ANSA l'11 agosto dell'89, cioè ne abbiamo uno l'8 agosto e ne abbiamo parlato, poi abbiamo la lettera Andreotti il 10 agosto, ora siamo ancora un giorno dopo, l'11 agosto dell'89, c'è un altro comunicato ANSA a suo nome. Le chiedo se lei si ricorda di questo comunicato ANSA, del contenuto, eventualmente gliene do lettura. Ma se c'è questo comunicato ANSA, l'ho fatto io, perché non ho mai permesso a nessuno di fare comunicati ANSA per mio conto. Ho capito. Allora le do lettura di questo comunicato ANSA. Il Presidente del Consiglio nazionale del Partito Socialdemocratico commenta in una dichiarazione il tema della carcerazione preventiva dicendo: il Presidente Andreotti ha fatto giustamente rilevare che la presunzione di innocenza fino al termine di ogni procedura giudiziaria è all'origine delle scarcerazioni troppo facili. Senza voler entrare nel dettato costituzionale, tenendo presenti i noti espedienti per la procrastinazione delle procedure dibattimentali dell'italica lentocrazia, ci sembra inevitabile
la necessità di allungare i termini della carcerazione preventiva in modo da garantire che i maggiori criminali non riprendano la propria attività illegale. A scarcerare i mafiosi e altri delinquenti concorre anche, dice ancora Preti, il formalismo perfezionista di uomini come il giudice Carnevale. La mafia si diffonde sempre di più e il riformismo astratto mette lo Stato alle corde. Per vincere la difficilissima battaglia a cui non può dare un efficace contributo per il suo formalismo il Partito Comunista, occorrono misure di carattere straordinario che Andreotti deve far adottare per ridare credibilità allo Stato di fronte ai cittadini. E questo comunicato rispecchia il suo pensiero? Va bene. Esatto? Sì, certo che lo fa, certo. E come mai dopo aver fatto un comunicato ANSA l'8 agosto, dopo aver scritto una lettera a Andreotti il 10 agosto, lei l'11 agosto è ritornato nuovamente su questo argomento? Come mai non ho capito? Diciamo, come mai dopo aver fatto già un Sì. comunicato l'8 agosto del 1989, dopo aver scritto il 10 agosto una lettera a Andreotti, lei ha ritenuto l'11 agosto di ritornare nuovamente sull'argomento con un altro comunicato ANSA? Ma è ovvio che ho ritenuto opportuno ritornare sull'argomento perché ero convinto, anzi convintissimo, che bisognava in modo assoluto allungare i termini della carcerazione preventiva. Dice il proverbio che a forza di insistere si può anche ottenere un risultato positivo. Ho capito. Un'altra domanda. Lei conosce il senatore Fabio Fabbri del Partito Socialista Italiano? Lo conosco, non ero un suo amico, ma comunque ci conoscevamo, poi è anche un emiliano come me. Ho capito. Lei sa, ecco, il 10 agosto del 1989 il senatore Fabbri fece un comunicato ANSA nel quale chiese pure un allungamento dei termini di custodia cautelare. Lei ricorda questo episodio e sa quale fu l'atteggiamento del Partito Socialista Italiano? Sì, ricordo e sono convinto, conoscendo bene Fabbri, bene insomma, non che fossimo molto amici, ma non si capisce, che l'avesse fatto d'accordo col segretario del suo partito, che era allora evidentemente Craxi. E quindi anche il Partito Socialista Italiano era favorevole all'allungamento dei termini di custodia cautelare? Però bisognava che i suoi ministri insistessero di più. Cioè che Vassalli in quel caso insistesse di più? No, Vassalli è un grande galantuomo, io ho una grande ammirazione per Vassalli, ma evidentemente... No, dico, allora il ministro di Grazia e Giustizia del Partito Socialista era Vassalli? Sì, lo so bene. Senta, la sua posizione all'interno del Partito Socialdemocratico era una sua posizione individuale o era una posizione del Partito Socialdemocratico? No, era una posizione del partito, poi di certe cose credo che mi interessassi solamente io, perché non è che il partito allora fosse più tanto grande, quindi era una posizione ufficiale. Poi se è uscito anche un mio articolo sul quotidiano L'Umanità, questo significa che era la posizione del partito. Senta, lei sa che il Partito Repubblicano aveva un quotidiano che si chiama La Voce Repubblicana? Altro che? Il 9 agosto del 1900... Informiamo di fatti che può conoscere e può non conoscere, ma non possiamo leggere i pezzi di giornale per fare domande al testo. Non aveva ancora letto. No, stava cominciando. Io le stavo chiedendo meglio su se lei è a conoscenza che il 9 agosto del Presidente si oppone, se mi fa una domanda se è conoscenza della posizione del Partito Repubblicano è un discorso. No, se dobbiamo attraverso questo suggerire dati, fatti e circostanze, chiaramente no. Lei sa quale fu la posizione del Partito Repubblicano in occasione di questo problema dell'allungamento dei termini di custodia cautelare? Guardi, oggi come oggi non potrei dire
che ricordo la posizione del Partito Repubblicano, ricordo bene Fabbri e quello che gli disse per conto del Partito Socialista, ma se dovesse dire che ricordo quello che pensavano in quel momento o che dicevano i repubblicani, direi una bugia, non ricordo. Ho capito. Ecco, allora per sollecitare la memoria del Testa, se questo può ricordarvi un episodio, un fatto particolare. Se non lo ricorda? Sì, non lo ricorda, ma facendo Ha un fatto altro... delle dichiarazioni in testa. Cosa? Ha fatto delle dichiarazioni in Mi testa. scusi Presidente, quante volte è accaduto che un Testa non ricorda una cosa, poi gli si dà uno spunto e può ricordare non quell'articolo, ma che si è incontrato con una certa persona del Partito Repubblicano, eccetera, eccetera. Quindi io non gli sto chiedendo se si ricorda questo articolo. Insomma, lei deve fare delle domande in termini generali, non può. E allora lei Non ricorda sa se l'organo ufficiale del Partito Repubblicano, la voce repubblicana, si pronunciò, chiese pure l'allungamento dei termini di custodia cautelare? Evidentemente, Presidente, sarà vero, ma io non Se ricordo. lei lo sa, lo dice, se non lo sa, Ho detto che non ricordo. non lo ricorda. E allora andiamo avanti. Lei che rapporti ha avuto con Andreotti? Che rapporti ha avuto con Andreotti? Ho sempre rapporti normalissimi, siamo stati tante volte insieme al governo, anche quando lui era Presidente del Consiglio, quando lui era Ministro, rapporti sempre normali. Nessun'altra domanda?